Sono stati stanziati 150.000 euro da parte della Regione Veneto a Infrastrutture Venete per interventi di dragaggio a Porto Tolle, nell'area antistante la bocca sud della laguna di Barbamarco. A causa dell'esposizione della massiccia interferenza dei venti e delle correnti marine, l'area è spesso soggetta ad insabbiamenti, intensificati negli ultimi anni da mareggiate sempre più frequenti, precisa la vicepresidente assessore della Regione Veneto alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti. Essendo lo sbocco a mare l'unica via di accesso al porto di Pila, è necessario tutelare con un sistema di protezione permanente della bocca sud l'incolumità degli equipaggi della flotta peschereccia che alimenta le importanti e numerose attività economiche locali. Lo stanziamento di 150.000 euro approvato in giunta regionale permette di migliorare la sicurezza della navigazione nell'uscita in mare delle imbarcazioni del porto peschereccio di Pila, una tra le più moderne strutture del panorama ittico nazionale. La Regione ha più volte interessato il governo dei problemi che interessano la zona e che vanno a minare la produttività di un comparto peschereccio di rilievo nel territorio. L'auspicio è che si intervenga in modo definitivo a livello statale. Nel frattempo si stanno mettendo in campo tutte le risorse regionali per risolvere al meglio la situazione, conclude la De Berti. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.